difficile oggi, però con più grinta, più personalità, più cattiveria su un campo pesante, però l'avete portata a casa meritatamente. Con tutto. Con tutto. No, con tutto. Io prima della partita non volevo parlare perché ero concentrato sulla partita che a parer mio aveva un'importanza stratosferica rispetto a quello che è poi il calendario, perché tutti stanno facendo i calcoli di quello che ci potrà aspettare tra qualche settimana, ma a me non me ne frega niente di quello che ci aspetta tra qualche settimana. A me interessava oggi uscire dal campo con una prestazione di alto livello e questo livello è stato un livello altissimo da un punto di vista di calcio, non solo di palle, come sempre detto, ma è stato la vittoria più bella della mia pseudo carriera, perché è poco che alleno, ma è stata veramente la vittoria più bella, perché i ragazzi hanno fatto tutto quello che gli ho chiesto in settimana. Non abbiamo sentito la mancanza di due giocatori importantissimi come Capra e come De Bode, con la defezione anche di Calderone, che poteva esserci utile questa settimana. Abbiamo fatto una partita splendida, perfetta, non abbiamo subito un tiro in porta, abbiamo creato tanto, abbiamo creato anche su situazioni di schema in calcio da fermo, è stato bravo il loro portiere e ha fatto un gol stratosferico la mia punta, che continuo a dire da tempo che è una delle punte più forti che ho allenato in questi anni. Quindi sono molto felice, ma sono felice non tanto perché io l'atteggiamento di questi ragazzi qui è sempre stato lo stesso, dall'inizio del mio percorso, dall'eccellenza ad oggi, ma quello che hanno fatto oggi è stratosferico, bellissimo. E ringrazio tutti nell'insieme, ringrazio tutti vuol dire che ringrazio anche la società, ringrazio i tifosi che mi hanno mandato messaggi in un momento delicato, ringrazio chi tra virgolette poteva essere ai margini e invece ha fatto una gran partita, mi riferisco a Sassari, perché tante volte a voi piace fare del casino, piace destabilizzare, ma tante cose voi non le sapete, quindi il ragazzo era fermo per motivi che doveva essere fermo. Oggi c'è stato e ha risposto alla grande, quindi un grazie particolare a lui. E dopodiché, cosa dire? Abbiamo provato delle cose in settimana importanti per mettere in difficoltà questa squadra che la reputo una delle squadre più attrezzate, nonostante non abbia i punti che dovrebbe avere, perché come rosa, se faccio i nomi, sono tutti nomi importanti, ma quello che hanno fatto i miei oggi è stato qualcosa di straordinario. Qualcuno dice che io parlo sempre di palle, di coglioni, no, oggi c'è stato anche oggi, come le altre volte, qualcosa di studiato, se vogliamo, da un punto di vista tecnico e tattico, per quelle che sono le nostre giocate. Le abbiamo provate, le abbiamo esasperate, le abbiamo fatte e il gol è stato qualcosa di straordinario, gol che si vedono raramente in qualche categoria, anche categoria superiore. È stata una gran bella partita, non abbiamo subito un tiro in porta, non abbiamo concesso nulla, abbiamo accorciato in mezzo al campo, a un centrocampo il loro, e lo ritengo uno dei più forti della categoria, perché Taddei, vabbè, Max io l'ho allenato, credo che sia uno dei centrocampisti più bravi della categoria. Il ragazzo che hanno preso nuovo, secondo me è fortissimo, loro hanno fatto la partita che dovevano fare, però oggi con noi non c'era trippa per gatti, non c'era trippa per gatti, poteva giocare chiunque contro di noi, che era difficile portare via punti qua da Imperia. Questo è quello che ho visto io. Poi non voglio passare per presuntuoso, perché non lo sono mai stato presuntuoso, però io oggi sono veramente orgoglioso di quello che è successo, perché è una partita che vale triplo, cioè a livello di punti, a livello di prestazioni, a livello di tutto, completi, la partita perfetta, ed è la partita più bella da quando alleno. Ma volete farmi qualche altra domanda? Io vi rispondo volentieri.
Mister, in primo tempo partita un po' bloccata, non tantissime occasioni né da una parte né dall'altra, nel secondo tempo invece siete usciti molto bene, già dai primi minuti di gioco. Cosa è successo nello spogliatoio? Ma no, niente, il primo tempo abbiamo fatto una partita simile al secondo, con la differenza che il loro portiere ha fatto 3 interventi importanti, mi sembra. Uno su Donaggio di nuovo di testa, uno su una mischia, un altro su una punizione. E anche il primo tempo non abbiamo subito un tiro in porta. Il secondo tempo è stato sulla falsariga del primo. L'unica cosa che posso magari rimproverare ai miei è quella che 11 contro 10, 1-0, dovevamo fare gol per fare il 2-0, perché io sull'1-0 ho messo un attaccante. Qualcuno mi può prendere per pazzo, qualcuno no, ma io ho messo un attaccante e mi aspettavo molto di più da questo attaccante, che è Cajari. Forse perché è stato magari servito male, forse perché si è fatto trovare magari impreparato in qualche occasione, però volevo fare il 2-0, perché la squadra era troppo viva, era troppo bella per finire in sofferenza. Poi? Mister, si riferiva prima a Sassari, è arrivato dai suoi piedi praticamente il gol di Donaggio, ha servito un assist praticamente perfetto, un'ottima prestazione di Sassari. No, perfetto no, perché Luca ha fatto un gol straordinario, correndo all'indietro e staccando di testa e metterla sul secondo palo è qualcosa da far vedere ai bambini, è qualcosa da far vedere ai bambini, qualcosa da farli rivedere, perché veramente lui è veramente forte dentro l'area, lui è l'attaccante forte, lui è un attaccante forte. Io non so se arriva un altro attaccante, credo di sì, credo che, come ho detto precedentemente, arriverà qualcuno a darci una mano, però Luca è forte, Luca è un attaccante forte, lui è talmente coglione che non sa quanto è forte e quindi appena prenderà coscienza dei suoi mezzi riuscirà a capire quanto è forte, perché un gol così, ragazzi, non lo fa uno scarso. Quindi sì, una bella palla, ma al di là del fatto della palla di Sassari ha fatto una partita straordinaria di contenimento, era un 4-3-3 falso, a volte faceva il quinto per aiutare, perfetto, complimenti a lui, io gli faccio i complimenti perché ha fatto una gran partita e io oggi ho scommesso su di lui perché per le motivazioni, cioè una volta ogni tanto l'allenatore deve anche cercare di capire quali possono essere le scelte. Io ieri mi scuso con tutti pubblicamente perché non ho parlato con nessuno per questo motivo qua, perché non sapevo ed ero talmente concentrato sulla partita di oggi, perché voi non fate questi calcoli, no? Voi fate i calcoli, cioè Legnano e Sanremese, pareggio sono 3 punti. E cazzo, ma io ho già fatto 3 punti. Io oggi ho già fatto 3 punti. Quindi vado a Legnano e vado con la Sanremese a giocarmi la partita. Riuscite a capirlo? Capite perché ieri non ho parlato? Certo. Ero teso perché volevo riuscire a vincere questa partita che per me aveva molto più importanza di Legnano e di Sanremo da un punto di vista di classifica. Voi scrollate la testa perché voi Sanremo è Sanremo. So, Fabio, che tu stai già facendo le tue considerazioni, ma io da allenatore devo dire, io ho già fatto in 3 partite 3 punti, adesso vado a Legnano, me la vado a giocare, voglio fare altri 3 punti, viene la Sanremese e voglio fare altri 3 punti, quindi riuscite a capire quanto può essere importante questa partita. Ecco perché non volevo parlare ieri, ma non c'era nessun tipo di polemica da parte mia, era solo stare concentrato nel mio orticello senza fare grosse parole. Mi sono concentrato e sono fiero di quello che ho fatto. Grazie a loro perché anche se a volte sono pesanti perché rompono le balle, sono stronzate e tutto, però grazie a loro abbiamo fatto veramente un'altra impresa importante. Senza De Bode, senza Capra, senza Calderone, senza Luisi che è un ragazzino che si allena con noi che è infortunato e via. Cioè, mi sono lamentato ieri, io potevo parlare con voi a dirmi mi manca questo, no Fabio, mi manca quello, no, non fa parte di me, non fa parte
del mio modo di essere. Oggi sono qui, se perdevo vi dicevo le stesse cose, ho vinto e sono veramente felice. Si vede, no? Si vede? Si vede. Sì. Grazie. Grazie. Prego.